Allora, rieccoci in onda, prima di dare la parola a Sposato, visto che ha avuto anche un incontro del terzo tipo, un incontro ravvicinato, vediamo il contributo dove c'è appunto una dichiarazione, una valutazione del presidente dell'INPS Boeri, vediamolo insieme. Lavoro, si riparte. Sono stati 275.000 a gennaio e febbraio gli assunti a tempo indeterminato con gli sgravi contributivi previsti dalla legge di stabilità, calcolano i consulenti del lavoro. Nell'80% dei casi si è trattato della stabilizzazione di un rapporto di lavoro precario, mentre il 20% sono state nuove assunzioni. Una conferma del dato positivo di febbraio che è arrivato dal presidente dell'INPS. I primi dati che abbiamo sono incoraggianti in quanto al numero di imprese che hanno fatto richiesta. Nei primi 20 giorni si parla di circa 76.000 imprese che hanno fatto richiesta, quindi potrebbero essere anche molte di più le assunzioni. Ottimista è il ministro del lavoro. Gli elementi che ho, ha detto Poletti, sono di un'importante azione e intenzione del sistema economico ed imprenditoriale ad agire in questo modo. La legge di stabilità prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziari a carico dei datori di lavoro per 36 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2015. La decontribuzione può arrivare a 8.060 euro. Il costo per lo Stato è 1 miliardo di euro all'anno. Allora, Sposato, lei tra l'altro ha avuto punto d'incontro direttamente con Boeri. Sì, su questi dati io parlo di che quello che è avvenuto è stato un condono. È stato un condono perché quelle sono state in pratica sanate per la maggiore, secondo me quasi per la totalità, e delle situazioni di rapporto di lavoro non genuine, quindi non del tutto regolari, al limite. E quindi molte aziende hanno trasformato nei primi mesi, appena hanno avuto la possibilità dello sgravio contributivo, queste assunzioni da situazioni insomma, dubbie a situazioni a tempo indeterminato, come è evidente. Però la differenza è che questo condono, a differenza degli altri condoni, chiamiamo sanatori, c'è chi li chiama sanatori, stabilizzazione, io li chiamo condono, perché sono state condonate le situazioni appunto irregolari, però secondo me, a differenza degli altri condoni, tipo fiscale, condoni edilizi, dove chi sbaglia paga per condonare, in questo caso lo Stato ha dato dei soldi per condonare delle posizioni irregolari. Questa è la mia posizione, è evidente che è stato così. Poi io sono contento che sono state stabilizzate le situazioni, che i lavoratori sono diventati più stabili, almeno sulla carta, poi vedremo tra 3 anni l'esito di questo del tutele crescenti. E basti pensare per esempio che si parla di un indennizzo dalle 4 alle 24 mensilità, minimo di 4, massimo 24, a fronte di licenziamenti per motivi economici. No? Allora io mi domando, quando un'azienda avrà bisogno di lasciare a casa un lavoratore a tutele crescenti perché viene meno il lavoro, il lavoratore si domanderà ma perché io e non un altro? Allora mi sta discriminando e si innescherà il meccanismo del contenzioso che finora ha visto sempre perdente le aziende, perché il nostro sistema giuslavoristico ha portato che quando un'azienda va davanti al giudice, il giudice quasi mai ha dato ragione all'impresa, ha dato sempre ragione al lavoratore. Quindi, ma questo lo vedremo come sarà, se peraltro gli incentivi resteranno. E quindi per me è stato un condono. Peraltro c'è da dire che lì si parla dell'80% di trasformazione, ripeto per me condono, il 20% sono contratti per esempio di apprendistato che era anche un tutele crescenti, il contratto di apprendistato era un tutele crescenti, con dei limiti per l'imprenditore, ma era un contratto che costava di meno all'impresa in termini anche retributivi, non quindi solo tutta una contributivi. speculazione, insomma. Quindi c'è stato un minimo di aumento che io indirizzo in senso positivo imputo a un discorso di sviluppo sano che c'è stato delle imprese che sono riuscite grazie all'euro meno forte del dollaro, al petrolio e quant'altro, sono riuscite a vendere. Quindi c'è una situazione senza dubbio positiva. A mio avviso bisogna essere un attimino più prudenti e vedere nei prossimi mesi, almeno aspettare fino a giugno, per valutare se in effetti c'è stata questa azione straordinaria come viene detta. Ecco, io non la vedo questa azione straordinaria. Menardi.
che tra l'altro quello che vogliamo capire è se questi aumenti occupazionali sono avvenuti o possono avvenire in settori che devono crescere. Sposato prima diceva investire in imprese virtuose, si parlava di tecnologie applicate. Il turismo è un settore di quelli che dovrebbe crescere, però non c'è una percezione di questo tipo, o secondo lei potrebbe anche essere? Che poi potremmo anche inserire la notizia un po' di questi giorni della proposta di una tassa, piccola tassa di €1, no, per le entrate turistiche. Voi ne avete avuto modo di discutere in Confcommercio con l'incontro anche con il governatore? Ma, allora, per incentivare il turismo. Sì, credo sul turismo sia difficile fare una valutazione in questo momento, cioè sull'andamento occupazionale nel settore turistico, perché risente fortemente della stagione e poi risente di altri fattori come sono soprattutto il turismo balneare, che non è poca cosa rispetto alle presenze totali del Veneto, risente sul finire della stagione del buono o del cattivo tempo. All'inizio della stagione, stante il 40% di clientela tedesca che abbiamo, di quando cade la Pentecoste sembra di no, ma è così. Quindi al momento non ci sono. Ci sono bravissimo, ha detto troppe variabili, questo aspetto lo tenga ben presente. Al momento la previsione non si può fare. Quello che noi diciamo invece rispetto al turismo è questo, è che il turismo può davvero costituire la differenza. Lo è stato nei decenni scorsi. A ridosso del mare c'erano zone, erano plaghe di autentica povertà. E in quelle aree le popolazioni sono uscite dalla povertà grazie al lavoro nuovo che il turismo ha creato, anche solo d'estate. Ha creato opportunità che poi si sono riverberate su tutto il territorio. Quindi andare oltre a questo andamento stagionale. Questo è già successo 50 e 60 anni fa. Però sempre affidato allo spontaneismo e all'iniziativa degli imprenditori. Il pubblico ha sempre investito poco su questo, anzi molto poco. Facevate prima l'esempio di quel francobollo che è la Slovenia rispetto a noi. Ha ricevuto dall'Europa anche molti finanziamenti. Poi ci sono anche le nostre... non tutti operano allo stesso modo. Io penso a quella straordinaria esperienza che sono lungo il litorale, dove fanno milioni di presenze senza avere attrattive, perché adesso diciamocela tutta, in Piazza San Marco a Venezia o al Colosseo a Roma ci vanno tutti, ma andare a Cavallino e rimanere là e sapere che solo il 6% di questi vanno una volta a visitare Venezia significa che c'è una organizzazione che cura il turismo, che se lo va a prendere. Un amico albergatore mi diceva anni fa, sai, le previsioni sull'andamento della stagione turistica sono presto fatte. Io ho la certezza solo dei contratti che sono andato a farmi all'estero. Tutto il resto sono chiacchiere. Ecco. Però affrontare... a prescindere dal tempo, perché loro vengono. Affrontare il problema in termini adeguati significa anche disporre di risorse, significa pensare in grande, significa non pensare ciascuno al proprio angoletto, però noi stiamo in questo momento realizzando uno sciupio che è colossale. Perché siamo una regione che ha un clima stupendo, ha bellezze artistiche, architettoniche. Quelli che arrivano dalle altre parti del mondo ci chiedono che meriti abbiamo noi per vivere nel paradiso terrestre, però non lo utilizziamo adeguatamente, riceviamo quello che viene perché si muove per lo più autonomamente.
Però questo significa, certo, adesso non gettiamo la croce addosso a tante piccole imprese che hanno fatto la fortuna del nostro Veneto, però perché hanno fatto tutto da solo, senza aiuti pubblici, questa è la verità. Adesso c'è bisogno di qualcuno che li aiuti a crescere ulteriormente. Quindi pensare che le risorse della Regione, non solo nel campo della promozione, ma anche nel campo dell'aiuto affinché le imprese possano mettersi in rete, non solo le imprese turistiche fra di loro, ma le imprese turistiche con tutto il territorio che sta alle spalle. E quindi fare un sistema diverso. Sempre più il turista apprezza la località nella quale va in vacanza se è in grado di connettersi in qualche modo con il territorio che è alle spalle, di conoscerlo, di acquistare qualcosa, di portarselo a casa. Mi ricordo già 11 anni fa in un'indagine che facemmo a Jesolo con 4.000 questionari distribuiti fra 4.000 restituiti, 4.000 ritornati restituiti, il 52% degli intervistati lamentava il fatto che non vi fosse allora, 11 anni fa, la possibilità di acquistare in modo sufficiente prodotti di enogastronomia del territorio da potersi portare a casa. Adesso è la stessa cosa. Cosa che ci stupì, diciamo, ma come? Ci sono i vini, c'è questo, c'è quello. Vabbè, ma non basta che ci siano, devono essere offerti, devono costituire un prodotto preparato. Ecco. E quindi credo che ci siano davvero grandi opportunità, però le grandi opportunità, se immaginate e basta, rimangono immaginazione, ma non rimangono iniziative concrete. E gli imprenditori piccoli che hanno caratterizzato la fortuna del Veneto in questi anni hanno bisogno di essere aiutati a crescere, orientati a questa dimensione, insomma, a questa nuova opportunità, che è credo l'unica che possa fare la differenza rispetto a un andamento che invece di per sé sarebbe già segnato e continua ad avere purtroppo riscontri non positivi. Infatti, infatti il discorso di prima, secondo me, oltre al discorso di puntare sulle aziende che sono, insomma, che investono nella loro qualità, nella qualità di quello che fanno, bisogna fare anche lobby all'estero. L'Expo sarà una vetrina straordinaria, io sono molto fiducioso del risultato dell'Expo, però noi abbiamo bisogno di imprese. Noi lo vediamo quando accompagniamo le aziende all'estero, vediamo che le imprese hanno bisogno di essere aiutate sul posto per vendere di più anche sul posto. Quindi anche un'azione di lobby, che non bastano solo le camere di commercio o enti, iniziative private. Ecco, se lo Stato investisse dei quattrini, con la coperta corta, in direzione verso queste imprese che hanno un buon prodotto, che sono propense e quindi assumono, con un'azione di lobby sul territorio lì, soprattutto nei paesi emergenti. Le imprese le portiamo all'estero, spesso non sanno come muoversi, soprattutto nei paesi dove c'è una instabilità politica, quindi ecco, secondo me delle risorse potrebbero essere indirizzate nello sviluppo, e il sviluppo per me è anche questo. Chiarissimo. Do la parola a Fortuny un attimo che andiamo in pubblicità, pochi secondi, poi le do assolutamente tranquillità. Pubblicità.